signor Piscitiello, buongiorno. Ma io voglio capire come mai tutto questo accanimento. Mi stai dicendo capri, ignorante. Ma non è che mi stai dicendo che te negli altri studi, oppure che stai studiando musica, oppure stai accendendo in mezzo a una melodica, allora sei amicizia tanto di cappello. Ti posso chiedere solo scusa. Ma tu, ho dichiarato mo' di 100 anni, si ciuccia ignorante come me. Ma io pensavo, non c'è zicca proprio, cioè in questo contesto non c'è zicca proprio che c'è ti. Prima di parlare, che dico bla bla bla, ok? E sapere prima cose, leggi e poi parli. No come fai tu, signor Piscitiello. Hai capito o no? Oh, detto sto sempre a capo, un caffè, per qualcosa, per un chiarimento, perché stiamo facendo ridere la gente, perché sempre perché sei ignorante, capito? Perché ce lo vuoi sempre tu, perché mandiamo messaggi privato e chiedevamo la cosa, che noi non ci siamo appiccicati. Il problema è che ti si è accanito proprio assai. Ma non ho capito il perché. Forse perché nella tua squadra non ci ho voluto entrare. Signor Mascitelli, Piscitiello. No? Vai sempre nelle offese. Già sai, poi ci acchiappiamo. Pisciti, potti cantante, fa quello che sai fa, di pestere e carattere. Faro tu. Tu fai paura, Pisciti, gridami, il cameriere. Già sai. Lasciando il fatto che mi sta chiamando tutto a Napoli, cantanti che mi stanno chiamando, che sta succedendo con Giorgio. Giorgio bussando in un momento di nervosismo, che poi su fuori origine punto, allora voi sei arrivato, non teniamo proprio problema, Giorgio Mascitelli. Però voglio, finiamola, perché veramente siamo arrivati proprio all'apice, voglio proprio una cosa proprio, cioè uno stato aiuto a finire tutto che. E poi stanno parlando persone, mi stanno stavo dicendo, stanno parlando persone che non c'è zeccano proprio, non sanno neanche né cielo né in terra, che canna a ricere, ma che parlate a fare? Ma io devo dormire? È inutile che vuoi fare un po' di apparato per questa storia di Pietro Cozzolini. Poi ci vorremmo rimanere tre, ci stanno problemi. Ma buono, un bacio. O c'è che, comunque frate, potevi dire tranquillamente, Giorgio mi servono 3.000 follower per arrivare a 100.000 K, visto che stai fermo a 97 dal 2017. Mo sei arrivato, ok? Mo sta a posto tu, eh? Ma pure 2,5, tu quello problema. Non devono fare queste cose, usciti, non me ne 3.